Sei con chi hai suonato in questa occasione? Ecco, sono diretta dal maestro Diego Fasolis. Con i solisti del coro della Radio Svizzera. E allora, da questa interpretazione dell'Ercole Amante, che cosa hai cercato in questa scena di Venere? Che tipo di interpretazione hai voluto rendere con la tua voce? Ma anche qui è un'interpretazione piena di pathos, di grande energia. Quindi niente filologia? No, 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 no. Allora, scena di Venere senza filologia, Letizia Calandra. La dolcezza dell'Ercole Amante, Francesco Cavalli, interpretato dai solisti dal coro della Radio Svizzera, Diego Fasolis, che guida la voce di Letizia Calandra, la nostra ospite nello spazio classico di Notturno Italiano. Letizia, allora stiamo raccontando del tuo modo di avvicinarti alla musica barocca, un modo che si è scrollato dalle spalle tutto il peso di interpretazioni filologiche, anche perché la tua anima è molto vicina alla musica popolare, e popolare per molte ragioni questa musica lo era anche nell'età barocca. E come no, è vero.
Vero, sei d'accordo che Molto. in questo tuo modo di in qualche modo avvicinare il popolare al colto, mi viene in mente una frase di Gramsci che diceva di come bisognerebbe elevare il popolare e di come invece rendere più vicino e più accessibile l'arte più alta. In questo percorso di avvicinamento reciproco arriviamo a un passo molto significativo della tua carriera, cioè la scoperta del repertorio napoletano. Già, io penso che il repertorio napoletano meriti una grande attenzione da parte di chi come me proviene dalla musica classica, perché è comunque un patrimonio tradizionale nostro, ricco di fonti inesauribili e di testi poetici di grande importanza. Infatti il tuo approccio è proprio quello classico. Sì. Hai dato vita a un disco che si chiama Classico